Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Commentiamo subito una partita, ma una partita tipica perché è una mia partita contro Stockfish livello 8 giocata qualche giorno fa su Lichess. O meglio, 20 ore fa, però voi non sapete quando ho registrato questo video. La partita è iniziata così, quindi E4 E5 e a questo punto il bianco gioca D4. Per chi non conosce il nome di questa apertura, questa qui si chiama apertura del centro e l'idea è semplice: il bianco vuole cercare di centralizzare rapidamente la propria donna, oppure in caso di diciamo di cattura centrale, così come è avvenuto in questa partita, il bianco può interpretare questa posizione come se fosse un gambetto, quindi decidere di posticipare la cattura e nel mentre sviluppare un pezzo. E così è andata alfiere C4, cavallo F6 da parte del nero, e a questo punto vi dico che le scelte per il bianco sono in realtà due o tre. La prima, forse la più evidente, potrebbe essere donna per D4 centralizzando la donna. Qui il bianco non ha nulla da temere, è vero che il nero potrebbe guadagnare una mossa contro la regina bianca lì al centro della scacchiera. La regina solitamente ritorna in E3 e se in futuro verrà attaccata nuovamente, ad esempio via G4, la donna in E2 sta benissimo. Come vedete, la donna in coordinazione con l'alfiere già ha creato una piccola coordinazione sulle case bianche, insiste su questa diagonale e comunque sia controlla facilmente tutte le case centrali. Un'altra interpretazione di questo gambetto che si sta giocando chiaramente potrebbe essere il tentativo da bianco di prendere spazio al centro, quindi giocare 5. Sui 5 le mosse del nero non sono poi molte, in realtà ce n'è soltanto una accettabile e una che in realtà porterà a una posizione un po' svantaggiosa. Se il nero giocasse cavallo G8 il bianco semplicemente potrebbe fare magari cavallo F3 oppure donna per D4 e dopo che arrocca avrà un vantaggio di spazio che garantisce l'iniziativa. Le mosse accettabili sono senz'altro questa, quindi D5, che è un tentativo di conquista da parte del nero del centro, tipico di altre aperture, tipo nella scozzese, nel gambetto scozzese e a volte anche nel gambetto morra. Quindi il nero rompe con D5, guadagna il tempo sull'alfiere perché in caso di cattura il nero tranquillamente catturerà il C4. E senza entrare troppo nel dettaglio vi dico che questa posizione, quindi pedone per G7, alfiere per G7, in realtà è molto più comoda per il nero perché magicamente si ritrova con due pedoni nella metà scacchiera avversaria, la coppia degli alfieri, perché sicuramente questo alfiere andrà in E6, con possibilità di attacco dopo aver arroccato lungo. Quindi questo tipo di posizioni, qualora voi giochiate E5 come prima mossa e il vostro avversario farà un gambetto del genere, dovete sapere che la reazione è tipica, quella di D5, mettere un pedone a contatto con l'alfiere avversario e quindi provare a prendere un po' di iniziativa. Dopo E5 un'altra mossa accettabile per il nero è senz'altro l'inchiodatura, che potrebbe anche essere una scelta pratica, però per quanto possa sembrare forte questa inchiodatura attaccando il pedone dietro il quale si trova il re bianco, la donna bianca si interpone, si toglie dall'inchiodatura, attacca il cavallo con il pedone e quando il cavallo si sposterà il bianco è tranquillo perché la posizione ottenuta è senz'altro una posizione comoda. In partita il bianco gioca cavallo F3, quindi io qui ho giocato cavallo F3 la cui idea è accelerare la fase dell'arrocco gambettando un pedone, perché questo pedone centrale non è difeso, il nero lo cattura e quindi il bianco potrebbe accelerare il suo arrocco semplicemente arroccando. Qui vi dico che già si entra in un territorio pieno di risorse tattiche, perché ci potrebbero essere temi tattici con l'inchiodatura, e questo salta subito all'occhio, anche se una donna in E2 che sembra forte attaccando il cavallo dietro il quale si trova il re del nero non funzionerà purtroppo per il bianco per via di D5, quindi questa idea di D5 torna di nuovo in gioco ed effettivamente dà al nero un'ottima posizione. L'altra risorsa tattica quale potrebbe essere provare a giocare qualcosa di simile, quindi cercare di sfruttare la colonna E magari in una condizione più sicura, quindi il bianco arrocca corto, l'idea è un po' quella di prima, mettere una torre in E1, da lì attacchiamo il cavallo dietro il quale si trova il re, perché no, anche questa potrebbe essere un'interpretazione. Dopodiché qui in realtà la prima mossa da analizzare per il nero è sempre la stessa, quindi in D5 portiamo un pedone verso il centro, guadagniamo una mossa contro l'alfiere avversario, ma cosa importante, difendiamo il nostro cavallo lì al centro della scacchiera.
Ed eccoci qua, quindi dicevamo che la spinta in D5 è sicuramente una spinta molto forte da parte del nero, che è anche l'idea che il nero cercherà un po' tutta la partita. In questa posizione un'altra risorsa tattica, sempre nel tentativo di prendere l'iniziativa contro il nero, è questa qui. Per quanto sia strana, perché questo è un cavallo che effettivamente non è difeso, perché lo mettiamo lì in pasto al pedone del nero, il nero potrebbe catturare, ma l'idea tattica è quella di giocare donna D5, cercando quindi di creare doppi attacchi, ma qui non finisce assolutamente la partita, perché su donna D5 la mossa del nero, donna E7 è una mossa difensiva, difende il cavallo, minaccia fastidiose scoperte, perché occhio qui il nero minaccia cavallo F6, scacco di scoperta, e alla successiva il cavallo catturerà la donna bianca, quindi donna E7 è molto pericolosa, così come potrebbero essere mosse pericolose le semplici difese di questo pedone F7, tra le quali cavallo D6 distacca perché difende F7 e minaccia anche il cambio di un pezzo attaccante. Questa posizione non è assolutamente facile per il bianco. L'altra risorsa tattica potrebbe essere alfiere per F7, quindi alfiere per F7 inseguendo sempre questi tentativi di attacco sulle case bianche che, come vedete, tornano sempre facilmente in gioco, e anche qui bisogna comunque fare attenzione, perché se vediamo il parziale in questo momento è che il nero ha 2 pezzi in più, quindi se il nero giocasse semplicemente Re 8, la donna cattura, il nero interpone la sua donna, la sua regina in E7, obbligando il cambio, e qui l'attacco sfuma, l'attacco è finito, e il nero deve semplicemente rafforzare la sua posizione per vincere. Allora, dopo cavallo C3, quindi la cattura, l'altra idea che è un po' simile a quella di prima e quindi merita attenzione è chiaramente questa qui. Arrocco l'idea torre 1, donna D5, e chissà, forse in alcune varianti, quando questo cavallo sarà inchiodato, colleghiamo l'idea anche con cavallo G5, tutti contro il re del nero. La partita è proseguita così: cavallo C3, cattura in C3, e a questo punto alfiere per F7, scacco, re per F7, cavallo E5, intermedia, cavallo E5, scacco. E quali sono le idee? Dopo Re 8 potrebbe seguire un donna scacco, e quando lui si difende con il pedone cavallo per G6 porterà ad avere una buona iniziativa, anzi ve la mostro: scacco, G6 e cavallo per, sfruttando il tipico tema in cui la donna a distanza guarda il re del nero e nel mentre si sfrutta l'inchiodatura della colonna H. Qualcuno sono certo che dirà: beh, Nicolò è molto talentuoso, molto tattico, e qui gioca cavallo E5, ma dopo Re 6 cosa accade? Dopo Re 6 sembra che questo re del nero, che in altri video ho chiamato un re che si centralizza, il re guerriero, effettivamente sembra molto forte. Il re minaccia il cavallo e quindi qua decisi di arroccare. Arrocco corto, re cattura cavallo e alfiere F4 scacco. Vediamo un po' di interrogare il re avversario. Re per F4 e donna D5. A questo punto la posizione del nero è critica, perché il bianco sta minacciando matto, e sta minacciando matto anche in modo molto creativo, perché il bianco vuole fare così, scacco, e alla prossima portare un pedone in F3, oppure invertire le mosse e giocare prima F3, poi G3. Questo re sarà costretto a spostarsi magari in E3 e circondato dai pezzi bianchi, perché poi a quel punto interviene la torre che va in E1 oppure l'altra che va sempre in E1. Il nero gioca cavallo G5 e a questo punto F3, e il matto è quasi imparabile, perché la minaccia è G3, la minaccia potrebbe essere Re F2, G3, la minaccia potrebbe essere silenziosamente questa e questa, quindi tutti i pezzi contro un re del nero che, per quanto aveva intenzioni bellicose, quindi era un re guerriero, e purtroppo termina la sua corsa circondata dai pezzi bianchi. Cavallo H3, la tipica mossa da computer: quando c'è matto sulla scacchiera il computer sacrifica tutto il sacrificabile per ritardare il matto. Accettare questo pedone porterebbe a una posizione critica, perché io catturo, ho recuperato un pezzo, sono contento, il re del nero è lì in una posizione esposta, però come vedete ci sono 1, 2, 3 pezzi in meno, e allora a questo punto il nero cambia le donne con scacco, e dopo il cambio delle donne è finita. Qui i 3 pezzi in più chiaramente sono un vantaggio notevole. Dovete anche sapere che solitamente 3 pezzi
hanno il valore di una donna, di una regina, quindi è come se io qui da bianco avessi una regina in meno. Dunque, dopo cavallo H3, re H1 ripropone esattamente la minaccia. Quindi G3 è la minaccia. Donna H4 giocata in partita, torre A1, adesso il matto, come dicevo prima, è pressoché imparabile, torre 4 arriva alla prossima, donna per E1, torre per E1. A questo punto non resta altro al nero che giocare mosse forzate, cavallo scacco, re si sposta, cavallo scacco, re si sposta, e purtroppo per il nero adesso la trappola e la minaccia di torre 4 è inevitabile. Qui il nero ha giocato A6 e dunque torre 4 matto. Ok, qualcuno dirà, ma Niccolò è un genio, fantastico, talentuoso, spiega benissimo, ma gioca tanto bene da battere anche un giocatore come Stockfish livello 3000. E invece vi deludo in parte. Sicuramente in tanti considerano che spiego molto bene, ringrazio comunque per tutti i commenti che leggo di volta in volta, però quella che vi ho mostrato è una partita simpatica, è un bug del programma Stockfish 8, quindi se voi volete magari fare uno scherzo a un vostro amico o comunque volete sperimentare e vincere contro il livello massimo di Stockfish 8 livello 3000, quindi Elo 3000, semplicemente dovete riproporre questa sequenza che è quella della partita. Quindi questo è un bug che attualmente ha Stockfish 8 della piattaforma di Lichess, ma anche i vari software di Stockfish. E finché non lo aggiorneranno ci sarà la possibilità di batterlo tranquillamente. Vi dimostro questa partita che poi in realtà è il bug del computer. Quindi D4 partita del centro, cattura, alfiere C4 per prendere l'iniziativa, e dovete sapere che tutti i software e soprattutto quelli molto potenti hanno bisogno del tempo per pensare. Per quanto possa sembrare strano, però più hanno tempo per pensare più andranno chiaramente in profondità, e nel gioco tattico il computer è nettamente superiore all'essere umano. Con poco tempo, quindi diciamo quando giocate su una piattaforma scacchistica come in questo caso Lichess, il computer tende a muovere quasi all'istante, quindi le prime mosse che considera il computer sono i vantaggi materiali. Quindi questa cattura in C3 magari l'essere umano potrebbe non considerarla, visto che è un pezzo in pasto al proprio avversario, ma invece il computer la cattura subito perché la considera molto positiva. Alfiere per F7, chiaramente questo deve essere catturato, e dopo cavallo E5 l'analisi del computer: ok, il re non corre alcun rischio saltellando lungo la scacchiera. Rocco corto, il cavallo è un pezzo in più, quindi qui la valutazione del software vi dico che è meno 10, quindi vittoria netta da parte di Stockfish, ma in realtà non è così. Dopo alfiere F4 cattura donna D5, la valutazione del computer sale a meno 11. Quindi il computer riconosce che qui qualsiasi cosa accada il bianco perderà perché c'è un vantaggio notevole. Se Stockfish pensasse, quindi con una profondità di calcolo, quindi magari lasciatelo pensare un po' di più, e magari troverà la sequenza migliore, che potrebbe essere donna G5, e anche lì non sarà facile per il nero, però è ancora possibile. Dopo cavallo G5 si arriva al matto forzato, semplicemente giocando F3 la mossa della partita e quindi intrappolando il re avversario. Cavallo H3, re si sposta, donna H4, torre 1, donna per E1, torre per, e a questo punto il matto è imparabile. Infatti la partita si concluse con A6 e torre 4 matto. Spero che questo video vi sia piaciuto, sicuramente divertente. Non tutti voi magari sanno che c'è anche la possibilità di giocare contro dei software su internet. Solitamente io consiglio di utilizzare i software soltanto per analizzare determinate posizioni, quindi non tanto per studiare l'apertura, non tanto per giocarci contro, però per analizzare determinate posizioni è quello che io vi consiglio. Magari provate anche voi a giocare e riproporre queste mosse e ditemi se avete anche voi vinto contro Stockfish 8. Appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!